Grazie Presidente. L'odissea per i cittadini di alcuni comuni della Bassa Padovana, in particolar modo i comuni di Bagnoli, di Agna e di Cona, inizia nel luglio del 2015, quando il Governo ha deciso di utilizzare due ex basi militari, quella di Conetta nel Veneziano e di San Siro nel comune di Bagnoli di Sopra, di utilizzarle come centro di raccolta di una serie di presunti profughi, considerando che il comune di Agna, che è il comune che è situato proprio al centro di questi due centri di raccolta, si trova ad essere, oltre che beffato, anche doppiamente danneggiato, perché mentre gli altri due comuni hanno ricevuto una sia pur parziale compensazione da parte del governo per questo impegno che si è assunto il governo nell'andare poi a collocare queste persone all'interno di questi centri, il comune di Agna si trova a dover subire l'invasione spesso quotidiana di questi presunti profughi senza avere alcun tipo di compensazione. Ma da subito i sindaci e la cittadinanza di questi comuni hanno manifestato la loro fondata preoccupazione per quanto riguarda ciò che si sarebbe inevitabilmente creato in quei comuni. Una situazione che si andava via via definendo come sempre più incomprensibile e ingestibile. L'inadeguatezza delle due basi, di ex basi militari, lasciava presagire che da lì a poco quei due centri si sarebbero trasformati in vere e proprie polveriere. Ad oggi all'interno di quei due centri di raccolta, di Conetta e di San Siro, sono stipati circa 2000 presunti profughi. Uso il termine presunti profughi perché profugo è chi scappa dalle guerre e la statistica ci ha dimostrato, confermata anche da parte del governo, che 4 su 5 di coloro che vengono nel nostro paese non scappano da nessuna guerra, sono in età militare dai 18 ai 35 anni, più del 90% sono maschi, in ottima salute, non ne vediamo uno che abbia una scalfittura da qualche arma da fuoco da taglio, che sia reduce da qualche combattimento. Del resto, se fosse vero che questi presunti profughi scappano da conflitti, ci chiediamo perché scappano lasciando là mogli, figli, famiglie, anziché rimanere là a difenderli. È strano il fatto che sia la maggior parte di queste persone sia ricompresa appunto nell'età militare dei 18 ai 35 anni. Probabilmente vengono qui perché stanno molto meglio di dove abitavano prima. Allora, in base a questo tipo di situazione abbiamo visto che il degrado delle strutture di accoglienza ha portato prima a una serie di segnali chiari e evidenti di insofferenza da parte degli ospitati, che sono poi sfociati in vere azioni di protesta, rivelatisi poi rivolta nel dicembre del 2016. Abbiamo avuto una serie di inconvenienti che continuano a verificarsi, come molestie nei confronti del personale che lavora per le cooperative che hanno avuto l'assegnazione della gestione di questi presunti profughi. Abbiamo avuto poi all'esterno una serie di episodi spiacevolissimi, l'ultimo dei quali il 2 gennaio, con la morte di un'ivoriana a Conetta, questo all'interno del centro, ma uno ancora più spiacevole, l'ultimo in ordine di tempo, è stato l'episodio del 17 marzo con una residente, una quarantenne, che stava passando per una via del comune di Bagnoli ed è stata aggredita, c'era stato un caso anche precedente, aggredita da uno di questi presunti profughi che ha tentato di violentarla e non ci è riuscito unicamente perché l'atleticità del fisico dell'aggredita le ha permesso di reagire prontamente e disperatamente, e pur essendo stata più volte colpita, malmenata da questo individuo, è riuscita a svincolarsi e a raggiungere la strada per chiedere aiuto e soccorso.
E ora noi riteniamo che quanto era stato più volte detto, anticipato, purtroppo si sta verificando, la situazione si sta trasformando effettivamente in una situazione ingestibile, quindi chiediamo attraverso questa mozione che la Giunta intervenga prontamente presso il Governo per fare in modo che i due centri di Conetta e di San Siro vengano immediatamente chiusi per evitare altri, ho finito Presidente, altri episodi ancora più spiacevoli. Riteniamo che i cittadini di quei comuni abbiano già abbondantemente dato e quindi i due centri debbano essere immediatamente chiusi per evitare l'irreparabile. Credo sia indispensabile fare delle precisazioni, perché quando si vanno a equiparare i clandestini che arrivano nel nostro paese con gli emigranti veneti, voglio ricordare che i nostri emigranti non erano clandestini, uno, non si facevano mantenere da nessuno, due, quando andavano ospiti nei paesi che li ospitavano, rispettavano le leggi, la storia, la cultura, le tradizioni, la religione dei paesi che li ospitavano, a differenza di quello che accade adesso. Quindi è offensivo per i nostri emigranti veneti essere paragonati a questi clandestini. Noi sappiamo che non si risolve il problema con l'approvazione di questa mozione, però questo è un segnale politico forte che dimostra la volontà di questa maggioranza che governa la Regione di opporsi a questa politica fallimentare da parte del governo dei sinistri. Sì, perché sono i sinistri che hanno questo atteggiamento un po' ondivago e che a seconda delle convenienze assumono delle posizioni da parte di amministratori locali, come è stato ricordato, ambigue, e poi a livello nazionale continuano a sostenere queste politiche che sono fallimentari nella loro utilità nell'accoglienza, ma che sono fortemente redditizie per quanto riguarda la gestione dei clandestini da parte delle cooperative più o meno rosse. So che ci sono queste azioni da parte della Marina che dovrebbe essere pagata per difendere i nostri confini e invece è pagata per andare a fare i tassisti, andare a prendere direttamente i clandestini anche all'interno delle acque territoriali. Gira voce sulle coste africane che le mamme dicono ai bambini: non entrate in acqua, altrimenti la Marina italiana vi prende e vi porta in Italia. Quindi, per dire, c'è anche questo tipo di situazione. Ma al di là degli scherzi, qui c'è poco da scherzare. Le proposte che non ha mai visto Azzalin, che da buon sinistro deve difendere le politiche fallimentari del governo, no? Anche se è appartenente ai giovani, o più una volta giovani turchi. Sulla questione delle proposte, le abbiamo detto, dobbiamo cambiare la politica impedendo a questi soggetti di partire dai luoghi di origine. Se noi ci limitiamo ad affrontare la questione quando arrivano sulle nostre coste, sulle nostre frontiere, è già troppo tardi. Bisogna impedire che questi partano. Nelle coste africane bisogna fare in modo che ci sia lo smistamento tra chi è profugo e chi non lo è. Fatto 100 il numero dei profughi accertati, si dividono per 28 e ogni paese membro dell'Unione Europea si porta a casa la propria quota. Noi non possiamo essere il punto di riferimento di tutti i disperati del mondo, iniziando dall'Africa, perché ne abbiamo fin troppi di disperati italiani che non hanno nessun aiuto da parte dello Stato. Noi vorremmo che i nostri pensionati avessero lo status di profugo, perché ai nostri pensionati lo Stato riserva 450 euro al mese, mentre alle cooperative che gestiscono i profughi lo Stato per uno di questi spende più del doppio. Vi sembrerà mai giusto questo?